sei trovato, amore? Voglia. Dai, andiamo. Tra le cose da fare vedere in Sicilia con i bambini ti segnalo il lago Maulazzo. Il lago Maulazzo è un lago artificiale sito nel Parco dei Nebrodi. Da Catania ci si arriva percorrendo la statale che ti porta a Bronte e da Bronte fino a Cesarò, per poi proseguire sulla strada statale 289 fino a destinazione. Quando vedrete il rifugio Villa Miraglia sulla destra, siete quasi arrivati. All'indicazione Montesoro trovate uno spiazzo dove si può parcheggiare l'auto, ovviamente gratuitamente. Da qui c'è un sentiero a sinistra da percorrere a piedi per circa 2,5 km, oppure volendo anche con auto se si possiede un'auto tipo Jeep. Il sentiero di 2,5 km è facilmente percorribile anche dai bambini e subito dopo il sentiero praticamente si arriva al lago e ti si apre davanti uno scenario mozzafiato con un'atmosfera veramente fiabesca. Noi abbiamo portato il pranzo a sacco e i bambini si sono divertiti tantissimo a scoprire gli animali che popolano questo posto. Abbiamo trovato libellule, abbiamo trovato rane, abbiamo visto i girini. Senti che concerto di rane? Là. No? Il lago non è balneabile, ma c'è un sentiero tutto intorno che ti consente di fare una bella passeggiata e percorrere tutto il perimetro del lago. È consigliato agli amanti del trekking, ovviamente adatto anche ai bambini, e si crea veramente un contatto diretto con la natura selvaggia. Amore, le rane sono veloci, non si fanno vedere. Tu devi essere attento, devi guardare l'acqua e quando vedi l'acqua che si muove vuol dire che c'è la rana. Lì, Dove? là, Non la vedo, dove? là. Hai ragione, sì. Beh, la grande vuol dire che si vede. Guarda i girini. Dove sono? Lì, quelli neri che sembrano pesciolini. Ma sono girini. Sì. No, non sono addormentati, poi questi crescono e diventano delle rane.
Lungo il sentiero però è possibile incontrare maialini neri che sono tipici dei Nebrodi, mucche o cavalli a pascolo, anche per strada ragazzi, quindi mi raccomando occhi aperti perché può capitare che anche sulla strada incontrate uno di questi animaletti. Spero che il video ti sia piaciuto, non dimenticare di lasciarmi un tuo commento. Alla prossima, ciao!